benvenuti al secondo pomeriggio della settimana dedicata appunto all'Open Uniud. Quindi il secondo pomeriggio è la seconda apertura in cui oggi parleremo di servizi agli studenti, di opportunità, di mobilità internazionale. Vi spiego intanto come funzionerà il resto del pomeriggio e quello che potrete seguire appunto dopo questo primo momento di apertura. Oggi è il pomeriggio dedicato al polo scientifico e quindi a seguire alle ore 16, 15, a partire dalle 15 a delle 16 e delle 17, voi avrete modo di conoscere l'offerta formativa dei 3 dipartimenti che vanno a costituire il polo scientifico, e quindi del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche alle ore 15, del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali alle ore 16 e del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura a partire dalle ore 17. Avrete modo di fare molto di più, di parlare con i tutor, di chattare con i tutor, ma questo ve lo spiego poi alla fine di questo incontro. Come ho detto, in questa apertura iniziamo ad entrare nel mondo dei servizi agli studenti, che non si esauriranno con quello che tratteremo oggi, e verranno approfonditi altri servizi anche nelle prossime aperture di domani e dopodomani, ma che comunque oggi vedono trattare, vedono descrivere aspetti veramente molto importanti. E per parlare di questi aspetti importanti abbiamo anche oggi 2 ospiti d'eccezione, come ieri. Abbiamo innanzitutto la dottoressa Manuela Croatto, dirigente responsabile della direzione didattica e servizi agli studenti, e il professor Giorgio Alberti, delegato del Rettore alla mobilità internazionale, che ci segue a distanza. E in questo dibattito io vorrei partire subito con la dottoressa Croatto, con Emanuela che appunto da qualche mese si occupa non solo di servizi agli studenti ma anche di didattica, quindi come responsabile di tutta la parte amministrativa relativa alla didattica e servizi agli studenti, che sono, voglio dire, i servizi più importanti per uno studente che entra nel nostro Ateneo, importante anche per coloro che appunto intendono entrare nel nostro Ateneo. Io volevo chiedere innanzitutto a lei un suo parere. L'Ateneo ha sempre dichiarato uno slogan e ha cercato sempre di perseguire appunto questo focus, questa missione, la centralità dello studente. Come viene perseguito questo obiettivo dove lo studente è al centro, e soprattutto come si è cercato di perseguirlo, di mantenerlo durante quest'ultimo periodo? Allora, grazie, ringrazio la professoressa Rizzi per questa domanda che mi consente anche di ricordare che l'università è fatta prima di tutto per gli studenti, dagli studenti e per gli studenti, e che l'Università di Udine abbia deciso nel suo piano strategico di mettere la centralità dello studente come uno dei suoi punti qualificanti è chiaramente un segno non solo di un'attenzione dovuta, ma di una precisa volontà che hanno i vertici del nostro Ateneo nei confronti degli studenti. Centralità dello studente, direi senza fare dei discorsi teorici, farei proprio degli esempi pratici. Durante l'ultimo anno noi ci siamo trovati improvvisamente, come tutti, a misurarci con una realtà profondamente diversa da quella per la quale ci eravamo preparati. Ci siamo trovati a dover organizzare nel giro di qualche giorno, ma veramente di qualche giorno, la didattica per garantire a tutti gli studenti la possibilità di continuare gli studi anche se dovevamo rimanere tutti chiusi in casa. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto è stata l'attivazione di tutti gli strumenti tecnologici che prima non avevamo, non erano così diffusi, per garantire la didattica a distanza, che ha coperto nel giro di veramente pochi giorni il 98% di tutti gli insegnamenti dell'università. E per rendere possibile questa cosa c'è stato un grandissimo sforzo da parte di chi si occupa di infrastruttura informatica, ma anche da parte nostra, che abbiamo garantito l'assistenza attraverso uno strumento
della portata di tutti e parte della quotidianità di tutti, che è WhatsApp. Abbiamo garantito un'assistenza non solo negli orari d'ufficio, quindi anche le sere, attraverso WhatsApp, oltre naturalmente allo sportello che noi abbiamo sempre operativo, che è uno sportello su Facebook che si chiama Help, è uno sportello a cui i nostri studenti possono rivolgersi durante tutte le giornate, compresi i sabati e le domeniche, e dove noi rispondiamo ufficialmente. Ma non solo, perché garantire la didattica in presenza, la didattica a distanza era chiaramente un obbligo, cioè è la nostra attività e dobbiamo garantire prima di tutto quello, ma ci siamo preoccupati anche del benessere dei nostri studenti, perché abbiamo condiviso in senso proprio letterale con loro la fatica di vivere in una dimensione isolata, senza relazioni. Ci siamo un po' messi nei panni di questi studenti, alcuni erano lontani da casa, si sono trovati qua da studenti fuori sede, magari con alcuni compagni che erano rientrati a casa e loro erano rimasti da soli, oppure abbiamo pensato anche agli studenti che erano rientrati a casa e che si sono ritrovati a vivere una quotidianità con genitori, fratelli, a cui non erano più abituati, perché erano abituati a vivere da soli, con gente della loro età, con altri ritmi. Tutto questo è stato estremamente destabilizzante per tutti e per questo abbiamo offerto dei servizi nuovi, abbiamo garantito un appuntamento settimanale guidato da 2 psicologi dell'università, un appuntamento che ci ha proprio aiutati a capire che la paura, l'ansia e la fatica di vivere questa nostra nuova dimensione era comune a tutti, e ci hanno dato dei consigli che sono stati utili. E in più abbiamo attivato degli appuntamenti quotidiani per scandire il tempo, perché gli psicologi ci hanno spiegato che il primo problema era: ti ritrovi senza un'ora di inizio e un'ora di fine della giornata, perché gli orari sono tutti saltati, stai in pigiama tutto il giorno, e quindi forse è meglio che ti dai una regolata. E quindi abbiamo attivato una serie di servizi su Instagram, in cui si partiva dalla mattina con la colazione insieme, poi lo spazio per la didattica, poi il pranzo, il caffè nel pomeriggio coinvolgendo qualche docente e anche il nostro rettore, fino ad arrivare alla sera, dove avevamo nostri studenti di scienze motorie che ci facevano dei training di ginnastica. Instagram è stato uno strumento importante di collegamento con gli studenti. A proposito, seguiteci su Instagram, c'è il profilo dell'Università di Udine, c'è il profilo Tutor Uniud, e già che ci sono faccio anche un altro piccolo sponsor, la sponsorizzazione per la pagina dell'Università di Udine su Facebook, dove pubblichiamo anche questa giornata, le dirette di questa giornata e tutti gli eventi più importanti che impattano sull'università. Bene, grazie Manuela. Dopo torneremo con te per approfondire altri aspetti importanti, ma visto che si è parlato di pandemia, visto che si è parlato di difficoltà, approfitto per chiedere subito a Giorgio, al professor Alberti, come delegato alla mobilità internazionale, cosa ha comportato in termini pratici la pandemia per la mobilità dei nostri studenti e come si spera di riuscire a ripartire nei prossimi mesi, o si sta già ripartendo. Intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, direi che parlare di mobilità internazionale in questo periodo suona un po' strano, perché con tutte le limitazioni che ci sono imposte negli spostamenti, nel poter incontrare le altre persone, parlare di questo argomento effettivamente è come una voce fuori dal coro. Però dobbiamo tenere presente che la situazione, diciamo, è in miglioramento dal punto di vista sanitario e tutti ci auguriamo che migliori ulteriormente. Ha creato dei disagi, certo, a chi vuole fare delle esperienze all'estero, ma devo dire che i disagi forse sono stati inferiori a quanto avremmo potuto aspettarci, vista diciamo, l'emergenza che improvvisamente è scoppiata. A un anno di distanza oggi siamo molto più attrezzati rispetto a un anno fa. Abbiamo sviluppato diciamo, accordi con i nostri partner internazionali gli stessi sponsor delle mobilità, quindi l'Unione Europea ma anche il governo italiano, noi stessi come Ateneo, mettiamo in campo una serie di iniziative a supporto dei nostri studenti. Quindi se i nostri studenti hanno dimostrato l'anno scorso, quando è scoppiata l'epidemia, una nervi saldi e una grande capacità di adattamento alla situazione contingente, oggi
anche grazie alla didattica online, anche grazie ad altri strumenti che non sono messi in campo, comunque è possibile fare mobilità all'estero. Ok, e ci sono dei bandi aperti adesso? Allora, diciamo che quando noi parliamo di mobilità internazionale dobbiamo chiarire innanzitutto qual è il nostro Esatto, ci faccia un quadro di che cosa il si nostro intende. obiettivo principale. Allora, prima si è parlato di studente al centro. Sicuramente i pilastri su cui poggia la didattica del nostro Ateneo sono una diciamo, didattica research informed, quindi diciamo una didattica che si basa su un'attività di ricerca di livello e molto qualificante da un lato, ma dall'altro lato anche una didattica basata sul learning by doing, quindi esperienze pratiche, tirocini, come probabilmente avrete visto o vedrete nei prossimi incontri. Accanto a questo noi riteniamo che una didattica internazionale sia fondamentale per arricchire e differenziare i curricula dei nostri studenti. Non necessariamente uno deve andare in maniera permanente all'estero per avere un curriculum attrattivo poi per trovare lavoro o comunque per guadagnare in esperienza. Oggigiorno, pur essendo iscritti in un'università italiana, all'Università di Udine, è possibile, c'è un ventaglio di possibilità in tutto il mondo. Spesso mobilità viene confusa solo con Erasmus, ma non è solo l'Erasmus. Noi offriamo anche mobilità extraeuropea in paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, con partner di livello e soprattutto fornendo l'adeguato supporto economico a coloro che vogliono intraprendere queste attività. In questo momento è ovvio che è più facile la mobilità a livello europeo, vista la pandemia in atto, perché ancora è possibile questo tipo di mobilità, ma contiamo dal prossimo anno accademico di riprendere anche la mobilità extraeuropea. Tornando alla domanda, attualmente abbiamo dei bandi che sono il bando Erasmus per il prossimo anno accademico, che è aperto, così come abbiamo dei bandi per tirocini, quindi per fare queste esperienze lavorative presso aziende, imprese e enti stranieri, ma anche per svolgere attività di tesi di laurea presso sempre laboratori o enti stranieri europei. Okay. Quindi sostanzialmente un ragazzo che entra in una triennale, quanti mesi e quanto è il periodo massimo che può comunque sostenere con esperienza all'estero? Allora, diciamo che uno studente può decidere se svolgere un periodo breve oppure un periodo medio o lungo, quindi diciamo può programmare in base alle sue esigenze, alle sue aspirazioni, la sua mobilità. Il periodo breve si riferisce per esempio al solo periodo per la ricerca di tesi o al periodo del tirocinio da fare all'estero, se previsto dal proprio corso di studi. Oppure possiamo avere il periodo medio, nel momento in cui uno decide di muoversi per un semestre per attività di studio, fino ad arrivare al periodo invece lungo, quindi 12 mesi. Diciamo che la lunghezza massima generalmente è 1 anno sui 3 anni. Ci possono essere situazioni particolari nel caso di lauree triennali o lauree magistrali a doppio titolo, quindi a titolo congiunto, perché in quel caso lo studente per conseguire il titolo è obbligato a svolgere un periodo all'estero previsto dal piano di studi. E noi in questo senso abbiamo 3 lauree di primo livello e 11 lauree magistrali che prevedono questo tipo di percorsi. Ok, e qualche informazione anche in merito al, diciamo, benefici economici, al supporto, quindi alla borsa che un ragazzo può appunto ottenere per svolgere il periodo all'estero? Allora, diciamo che anche qui le borse sono differenziate a seconda del periodo, della lunghezza del periodo e del paese in cui uno si reca. È ovvio che paesi extraeuropei hanno borse più ricche rispetto a paesi europei perché ci sono delle spese anche maggiori. E inoltre la borsa è anche differenziata in parte in base al reddito. In questo senso l'Ateneo ha recepito le disposizioni nazionali e prevede una integrazione dell'ammontare della borsa.
Ci aggiriamo su importi che possono andare dai 500 fino ai 750-800 euro al mese, a seconda della combinazione di queste diverse variabili di cui ho detto. Quindi veramente delle buone opportunità, e ricordiamo anche che comunque ci sono studi che hanno dimostrato quanto queste esperienze all'estero consentano ai ragazzi di, diciamo, sviluppare anche delle soft skills e consentano quindi anche di avere degli esiti poi anche a livello occupazionale migliore, cioè ragazzi che hanno arricchito il loro percorso di studi con esperienze di diverso tipo sono ragazzi poi che comunque sono capaci anche di ottenere ottimi risultati o migliori risultati poi in ambito occupazionale. Ma parlando di borse, a questo punto mi viene spontaneo ritornare con la dottoressa Croato, quindi con Manuela, e chiedere a lei di descriverci il sistema tasse e il sistema dei benefici dell'Ateneo di Udine. Sì, perfetto. Allora, l'Università di Udine, proprio perché considera la centralità dello studente un bene prezioso, ha già da alcuni anni deciso di fare uno sforzo importante per sostenere il diritto allo studio di chi vuole iscriversi da noi, e a fronte di una normativa nazionale che prevede la gratuità degli studi, la famosa no tax area, fino a 13.000 euro ISEE, il nostro Ateneo ha già da alcuni anni previsto che l'iscrizione è gratuita fino a 23.000 euro ISEE. Per cui siamo andati oltre anche quella che è stata una previsione riferita solo a questo anno legato al lockdown, che prevedeva insomma zero tasse fino a 20.000, da noi fino a 23.000 euro ISEE non si paga nulla. E quindi parliamo di ISEE, non di reddito, quindi di una combinazione di fattori che determinano questo importo. Le cose importanti da sapere sono: tanto procurarsi un ISEE, non serve che ce lo mandiate, ma dovete averlo quando vi iscrivete. Siccome è un classico che da italiani andiamo sempre a chiedere le cose all'ultimo momento e quindi poi si arriva a ridosso delle scadenze, e anche i soggetti che rilasciano l'ISEE poi non sono così operativi, no, quando serve. Quindi se dovessimo dare proprio una scaletta, che prendano appunti i ragazzi l'ISEE che sono... si può chiedere da subito, cioè l'ISEE valida per l'iscrizione al prossimo anno accademico, è già richiedibile direttamente ai CAF, ai centri di assistenza, e quindi è già richiedibile a partire dal 15 di gennaio, quindi se uno vuole va già a farsela fare, anzi io consiglio vivamente di andare a farsela fare. E poi quando dovrà iscriversi all'università, le iscrizioni partono da metà luglio più o meno, e dovrà compilare una domanda di riduzione delle tasse, allegando semplicemente il numero dell'ISEE che ha chiesto. Non serve allegare altro, basta semplicemente inserire il numero, perché poi noi controlliamo, facciamo tutto. E quindi presenta questa domanda, segue, insomma io dico che è sufficiente seguire le indicazioni sul sito dell'Ateneo, ma comunque durante il periodo di apertura delle immatricolazioni noi mettiamo a disposizione delle postazioni per compilare le domande qui da noi, e se potremo farlo in presenza, lo faremo in presenza. L'anno scorso l'abbiamo fatto comunque con un'assistenza in modalità online, per cui chiedeteci e ci sarà una persona del nostro ufficio che vi guiderà nella compilazione di queste domande. La cosa fondamentale è assolutamente rispettare le scadenze. Le domande che arrivano dopo, l'anno scorso era il 5 di ottobre, quest'anno non è ancora fissata la data, ma in genere è la prima settimana di ottobre, non possono essere accolte, salvo casi veramente eccezionali. Quindi prepararsi per tempo, chiedere l'ISEE, ricordarsi di presentare la domanda entro la scadenza, e se si ha bisogno di aiuto chiederlo, perché noi siamo qua per questo. Oh, grazie. Ci sono altri benefici? Allora, ci sono i benefici dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio, che sono borse di studio sostanzialmente, o contributi per l'alloggio, contributi per i trasporti. Tutte queste benefici, queste agevolazioni vanno richieste sempre con la stessa modalità con cui si chiede la riduzione delle tasse, sempre con le stesse scadenze. Noi abbiamo un accordo con la Regione, in modo che i nostri studenti, chi si iscrive a UniUd, faccia una sola domanda valida per tutti i benefici, cioè per la riduzione delle tasse, e se vuole per la borsa di studio, se vuole per il posto alloggio, e quindi una sola domanda, un solo ISEE, si fa tutto in una volta, scadenze identiche. Grazie. Torneremo comunque, ragazzi, a parlare di questi aspetti di diritto allo studio e di quindi esenzioni
garantite a livello nazionale e regionale venerdì con la professoressa Pavatti. Torno al professor Alberti, a Giorgio, salto sempre da lei al tu in questa continua difficoltà tra, diciamo, mantenere un rapporto colloquiale da colleghi e un atteggiamento da dibattito televisivo, quello che stiamo cercando di fare. La domanda che volevo porre torna nell'ambito della mobilità e voglio fargli una domanda per capire anch'io stessa che cosa significhi. Che cosa significa l'Erasmus Charter for Higher Education 21-27 che l'Ateneo di Udine ha ottenuto quest'anno? Allora, l'Unione Europea, analogamente alla sua programmazione economica, ha lanciato il nuovo programma Erasmus 2021-2027. Quali sono le principali novità? Innanzitutto il fatto che il budget è praticamente duplicato, cioè si è passati da 14,7 miliardi a 30 miliardi di euro in questo periodo di tempo, perché si prevede di incentivare la mobilità degli studenti europei da 4 milioni a 12 milioni di studenti. Quindi la stessa Unione Europea, sarà anche per il fatto che il programma Erasmus è probabilmente l'iniziativa europea che meglio ha funzionato in questi 60 anni di Unione Europea, ma diciamo ci crede molto perché è grazie anche a questo tipo di programma che oltre a fornire agli studenti soft skills, a formarli culturalmente, formiamo i cittadini europei del futuro. Però per poter partecipare a questo programma le istituzioni europee devono fare una domanda chiarendo bene quelle che sono le loro strategie, le loro aspettative, le iniziative che intendono mettere in campo e ottenere una certificazione a livello europeo. Questa carta appunto europea. E in questo senso il nostro progetto, la nostra prospettiva è stato giudicato molto positivamente dall'Unione Europea perché ha preso 100 punti su 100 punti disponibili. Quindi diciamo è un progetto credibile che sicuramente poi dovremo declinare con delle azioni specifiche, ma che contiamo possano consentire al maggior numero possibile di nostri studenti di avere almeno un'esperienza all'estero durante la loro carriera studentesca. Interessante, ma mi sorge un'altra domanda, è una curiosità. Tutti gli studenti che fanno domanda per una borsa per andare all'estero trovano comunque soddisfatta questa richiesta? Come si colloca il numero di borse disponibili rispetto alle domande? Allora, noi abbiamo, le mobilità si svolgono sulla base di accordi bilaterali tra atenei, noi abbiamo quasi 400 accordi attualmente esistenti. Ogni accordo prevede poi un certo numero di posti disponibili e per una certa durata, un certo numero di mesi massimi. I posti attualmente messi a disposizione sono superiori al numero di domande che noi riceviamo annualmente. Per dare sempre un numero, circa il 3,6% degli studenti iscritti fa domanda per questo, cioè svolge una mobilità all'estero, che comunque sembra un valore piccolo ma è superiore alla media nazionale, quindi ci collochiamo bene se confrontati con gli altri atenei. È un'importante informazione sia a livello locale sia a livello nazionale, quindi un messaggio, questo ci consente di lanciare un messaggio ai ragazzi. Sì, ci consente di lanciare il messaggio che ci sono le occasioni, si tratta di programmarle bene e di saperle cogliere. È ovvio che però noi non è che tutti quelli che fanno domanda, anche se le domande sono inferiori rispetto al tetto che potremmo soddisfare, possono svolgere la mobilità, perché comunque c'è una competizione per le sedi, cioè lo studente sceglie delle sedi e compete con altri studenti per quelle sedi e quindi c'è comunque un'analisi di tipo qualitativo sulla base dei risultati accademici che lo studente ha conseguito nel periodo precedente, quindi in base alla media, ai crediti formativi acquisiti rispetto a quelli attesi, nonché anche una valutazione attraverso un colloquio o in base al curriculum da parte di un docente coordinatore dell'accordo.
Quindi, secondo messaggio che riusciamo a lanciare. Il primo messaggio, ne abbiamo già lanciati diversi. Il primo, che è importante andare all'estero perché comunque, voglio dire, arricchisce la persona, il ragazzo che costruisce il suo futuro si arricchisce nella sua esperienza all'estero, che le possibilità ci sono e che comunque quanto uno più si impegna sin dall'inizio, tanto maggiori sono le possibilità di andare nelle sedi desiderate. Ma quali sono le sedi più desiderate? Beh, le sedi più desiderate sono sicuramente sedi di paesi molto attrattivi. Andiamo dalla Germania, perché ovviamente c'è poi dietro anche tutto un background industriale, economico, insomma, che può poi rappresentare un substrato interessante per future attività lavorative. Poi c'è ovviamente la Spagna, che ha anche, diciamo, un'attrattività dal punto di vista culturale extracurricolare, e poi abbiamo il Regno Unito. Il Regno Unito ovviamente adesso si colloca in una situazione un po' particolare a causa della Brexit, ma fortunatamente tutti i nostri partner, almeno per adesso, per il prossimo anno accademico, hanno confermato gli accordi e proprio attingendo a risorse dell'Ateneo e non più al programma Erasmus, perché appunto non essendo in Unione Europea la Gran Bretagna, il Regno Unito è considerato come extraeuropeo, attingendo a risorse dell'Ateneo riusciremo lo stesso a sostenere la mobilità dei nostri studenti verso queste sedi. E questa è un'altra importante informazione, quindi anche le sedi anglosassone, anche il Regno Unito, bene o male, continua ad essere una meta possibile grazie appunto all'investimento dell'Ateneo. Torna Manuela, perché un IUD in 3 punti? Non servono 3 punti. Basta uno? Basta uno. O ce ne vogliono di più? No, basta uno, perché noi possiamo sintetizzare perché un IUD, perché noi veramente ci prendiamo cura degli studenti. E quando tu ti prendi cura dello studente, non lo consideri soltanto un numero, non lo consideri soltanto un oggetto della tua attività, ma lo consideri soprattutto un soggetto della tua attività, allora cambia proprio la tua relazione con lui e cambia anche il valore che lui, studente, ha per te, istituzione. Possiamo dire, scusa l'interruzione, Niente. rapporto docenti-studenti, più o meno quanto si colloca? Ma noi allora abbiamo un rapporto ottimale rispetto ad altre università, ma proprio in questo concetto di prendersi cura dello studente, noi come gente che si occupa di servizi agli studenti garantiamo anche una mediazione talvolta tra lo studente che non ha coraggio di rivolgersi direttamente al docente e quindi lo aiutiamo e lo facciamo noi, proprio perché è importante per noi che la sua esperienza all'interno di un IUD non sia soltanto un'esperienza legata all'apprendimento e alla conoscenza, che è chiaramente il focus importante su cui ci basiamo, ma è importante che la sua esperienza qui sia positiva e impari a relazionarsi, impari appunto a prendersi cura di se stesso e veda che come questo Ateneo si è preso cura di lui, lui dovrà poi essere un professionista capace di prendersi cura di in qualsiasi ambito lui vada a lavorare, non soltanto al medico, no? Tu dici il medico si prende cura, ma in qualsiasi mestiere lavorare con cura e attenzione per le persone con cui ci si deve interfacciare è un valore aggiunto importante ed è proprio un valore. Per questo dico che se dovessi sintetizzare in una parola un IUD è prendersi cura dello studente. Quindi torniamo al concetto di centralità e certo, dove la centralità... Ma anche, aggiungo solo una cosa, visto che il professor Alberti parlava di Erasmus e prima abbiamo parlato di pandemia. L'anno scorso, quando è scoppiata la pandemia, noi avevamo tantissimi studenti all'estero, sparsi in tutti i continenti, sparsi in tutti i paesi europei. E la prima risposta che è stata data è stata proprio una risposta non formale burocratica. Abbiamo attivato una serie di gruppi su WhatsApp, i colleghi dell'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, un gruppo per ogni paese, per cui tutti gli studenti che erano in quel paese avevano un punto di raccordo, tra di loro non si conoscevano, non lo sapevano neanche, noi li abbiamo messi insieme, in alcuni casi abbiamo assistito anche a delle attività molto piacevoli, si sono riuniti tutti gli italiani a casa di uno e hanno affrontato insieme un momento che era difficile per chi era qua, potete immaginare per chi era all'estero, magari appena arrivato, no? Certo. Quindi prendersi cura vuol dire veramente cercare di mettersi nei panni della persona a cui ti rivolgi. Ecco, se io fossi stata all'estero avrei avuto piacere che la mia università si fosse occupata di me e così è stato. Ecco, quindi ritorniamo su questa attenzione allo studente che caratterizza appunto l'Ateneo di Udine, di cui abbiamo parlato anche comunque ieri, e quindi torna anche il concetto di comunità
comunità di studenti iscritti e comunità di tante persone, comunità anche di studenti che sono in difficoltà, di cui abbiamo anche parlato ieri. Domani torneremo su questo concetto, torneremo su questa attenzione allo studente, perché domani ci dedicheremo a servizi agli studenti, associazioni studentesche, e sentiremo anche la voce degli studenti e parleremo anche di agio e di disagio, quindi entreremo ancora più nell'ambito appunto degli eventuali supporti alle difficoltà degli studenti. Ma parlando di supporti e di comunità, l'Ateneo di Udine è caratterizzato da un'equipe di supporter, chiamiamoli così, e sono i tutor. Allora chiedo a Manuela di descriverci che cos'è un tutor all'Università di Udine, quali sono le forme, come funziona, insomma, che tipo di servizio è, perché se uno studente ha difficoltà a interagire con il docente e alcune domande da voi sono arrivate, come ci si rapporta con i docenti all'università? Bene, ci si rapporta normalmente, come sempre, però c'è comunque anche una figura che aiuta a fare da tramite. Esatto, questa figura sono appunto i tutor. I tutor sono innanzitutto studenti, sono studenti di laurea magistrale o di dottorato di ricerca, quindi sono studenti che hanno già fatto un pezzo di percorso, sono alla fine del loro percorso, sono studenti dello stesso percorso a cui sono legati come tutor, per cui sono punti di riferimento sia dal punto di vista delle informazioni, come si compila il piano di studio, come faccio a scegliere l'esame, ti do un consiglio, ma anche sono punti di riferimento proprio specifici, perché le difficoltà che lo studente può trovare su una determinata materia, come affrontare un determinato esame, come affrontare un determinato docente, sono difficoltà che il tutor, essendoci passato poco prima, qualche anno prima, ha già vissuto ed è in grado di fare veramente da guida, e da fare da guida informale, perché appunto è uno studente, non è un docente a cui tu vai, ti devi rivolgere, hai anche un po' di riguardo, no? Di timore, disturbo, non tutti sono disponibili. Il tutor è disponibile per definizione, perché è qui apposta per aiutare lo studente. Si tratta in genere proprio di studenti che si sono candidati per fare questa attività perché hanno una vocazione per essere a disposizione degli altri, per fare da guida agli altri, e sono veramente un valore aggiunto importante, e lo sono sempre, lo sono stati e lo sono tuttora moltissimo anche per gli studenti che frequentano da casa, perché chi ci ascolta, se è alle scuole superiori, ha l'esperienza di DAD, di didattica a distanza, anche all'università ci sono le stesse difficoltà, ma noi abbiamo per i vari corsi di studio, ci sono proprio dei tutor che sono degli studenti che ti danno anche qualche consiglio operativo su come seguire la lezione, dove trovi l'insegnamento nel caso te lo sia perso, insomma tutta una serie di supporti che hanno l'obiettivo di facilitare l'esperienza all'interno dell'università, di aiutare a superare gli ostacoli fino a essere assolutamente autonomi, perché poi l'obiettivo dell'università, cioè non è che noi dobbiamo guidare prendendo per mano i ragazzi, no? Stiamo parlando di adulti, forniamo gli strumenti perché poi questi adulti, quando usciranno nel mondo del lavoro, dovranno chiaramente cavarsela da soli, no? E quindi il nostro obiettivo è proprio questo: ti insegniamo quali sono gli strumenti, poi tu devi imparare a utilizzarli, perché a tua volta, quando sarai un professionista, dovrai metterli in campo per dimostrare quello che sai fare. Non ci sarà il tutor in quella volta. Giustamente, ma giusto per portare appunto qualche elemento in più sul tutorato, teniamo conto che il tutorato di tanti tipi, c'è il tutorato appunto di supporto informativo e di orientamento, il tutorato didattico, il tutorato e-learning, il tutorato per la didattica mista, tante tipologie di tutore, e pensate che arriviamo ad avere una squadra, arriva sicuramente ai 100 ragazzi che collaborano con noi, e li incontrerete anche più tardi, perché alla fine di ogni presentazione che avrete sulle dirette Teams, sui corsi di laurea dei diversi dipartimenti, ci sarà il momento che noi abbiamo chiamato a tu per tutor. Chiedo a Giorgio Alberti di lanciare un messaggio, poi dopo noi chiuderemo con un video sulla mobilità internazionale, perché cerchiamo appunto di portarvi anche un contributo di tipo diverso, ma questo avverrà alla fine. Un messaggio ai ragazzi che ci seguono da casa, e poi delle domandine, una domandina che arriva, che è stata portata dagli studenti da casa.
Un messaggio, chi deve scegliere adesso il proprio percorso? Dunque, secondo me la cosa fondamentale è di impegnarsi al massimo delle proprie possibilità e di cercare di cogliere tutte le opportunità che in un ateneo come il nostro vengono date agli studenti. Tra queste opportunità c'è sicuramente la mobilità internazionale, ma non è l'unica opportunità che noi forniamo. Mobilità internazionale che non deve essere vista come un possibile rallentamento degli studi, ma anzi può essere vista come una leva per acquisire nuove capacità non solo tecniche, non solo scientifiche, non solo didattiche, ma anche delle capacità di tipo relazionale. Cose che, come è stato ricordato prima, sono fondamentali per arricchire il vostro futuro curriculum. Quindi una volta che sarete iscritti, non solo impegnarvi al massimo delle vostre possibilità, ma anche programmare per tempo cogliendo tutti questi elementi, perché programmando tutte le vostre attività con un certo anticipo non perderete tempo e sarete adeguatamente seguiti da tutto il personale del nostro Ateneo. Grazie, poi se perderanno un po' di tempo non vi preoccupate che ci siamo sempre qua a rimettervi in carreggiata. Esatto. Prima di arrivare al messaggio che chiedo anche a Manuela, porto a lei delle domande, perché la domanda che avevano gli studenti per il professore Alberti è una domanda a cui di fatto abbiamo già risposto, perché riguardava appunto se durante il periodo universitario si possono vincere borse di studio e trascorrere tempi all'estero, quindi di fatto con tutte le tipologie di esperienza all'estero, di mobilità che sono state descritte prima, la risposta è già stata data. Chiedo a Manuela puntualmente, sono proprio domande che noi abbiamo raccolto nei giorni scorsi da voi studenti delle scuole secondarie. L'ISEE da presentare, ponendo quindi di avere uno studente che si deve immatricolare a UniUD il prossimo anno accademico, quindi 21-22. L'ISEE da presentare al momento dell'iscrizione deve essere di che anno? ISEE del 2021, questa che si può chiedere a partire dal 15 di gennaio del 2021. Quindi quella il 15 gennaio 2021 sì. Per chiedere l'ISEE. E questo vale comunque in generale, indipendentemente da quelli che saranno i vostri intendimenti. Quando e come ci si iscrive all'università? Allora, ci si iscrive, le date non sono ancora state definite, ci si iscrive a partire da metà luglio, ci si iscrive, la domanda è completamente online, non serve venire, quindi bisogna semplicemente compilare un form, seguire le istruzioni, anche in questo caso ci sono delle colleghe, delle persone, dei tutor a disposizione per aiutare gli studenti a compilare la domanda, che è banalissima comunque, però magari uno un po' insicuro, ha paura, dice non vorrei sbagliare, ma anche se sbagliate non succede niente, quindi la domanda si fa completamente online. A proposito di ISEE e di scadenze, vorrei ricordare che la domanda seguendo le istruzioni, quindi sul portale Ardis, va presentata anche da chi non è sicuro di iscriversi a UniUD. Per esempio, esatto. Ci sono vari studenti che non sanno dove entreranno, quelli che vogliono iscriversi ai corsi ad accesso programmato nazionale, penso medicina in primis, no? Uno fa il test e poi non sa dove effettivamente entrerà. Potrebbe entrare a Udine, ma potrebbe entrare anche da un'altra parte. Deve comunque presentare la domanda allegando l'ISEE, anche se non è sicuro di iscriversi da noi. C'è proprio la possibilità di presentare, se poi si iscrive la domanda vale, se non si iscrive non succede nulla. Però se si iscrive e non ha presentato la domanda, se si iscrive dopo la scadenza perché le graduatorie escono dopo, non può più presentare la domanda di riduzione. Quindi è importante che anche chi non è sicurissimo di potersi iscrivere presenti comunque la domanda se vuole accedere ai benefici e quindi non pagare le tasse o pagarle in una forma ridotta. Quindi Manuela, chiedo anche a te, lancia un messaggio ai ragazzi che ci seguono e anche alle loro famiglie, Anche alle loro famiglie, sì o no? Noi facevamo sempre l'orientamento alle famiglie allo Student Day. È vero. Quindi Ma il messaggio è lo stesso. Il messaggio è lo stesso perché studiare
è veramente il più grosso investimento che una persona può fare nella sua vita, per tantissime ragioni, ma perché veramente una volta, quando ero piccolina, io si diceva sapere è potere, ed è vero, perché se tu sai puoi fare un sacco di cose che non puoi fare se non sai, e anche se sai districarti nella miriade di problemi che la vita ti porrà, e sai andare a cercare le informazioni giuste senza farti fregare da qualcuno che sa qualcosa più di te. Quindi il sapere è la prima garanzia di indipendenza, non soltanto dal punto di vista economico, e questo è abbondantemente dimostrato che chi possiede un titolo di studio superiore ha delle opportunità dal punto di vista di reddito superiori a chi non ce l'ha, però proprio dal punto di vista della formazione della persona, della capacità di vita, della capacità di esprimere quello che si vuole essere e di raggiungere i traguardi che ci si pone. Poi la vita offre un sacco di sfide continuamente, però essere attrezzati dal punto di vista culturale è sempre un grandissimo aiuto, e quindi questo è il messaggio anche per le famiglie. Il supporto che una famiglia dà perché un ragazzo studi, un ragazzo o una ragazza studi, è, io credo, il più grosso regalo che può essere fatto ad un figlio, perché è un regalo che dura veramente per sempre, per tutta la vita, che lui trasmetterà ai suoi figli e così via. Quindi è veramente un grandissimo investimento, e abbiamo visto che nel nostro caso è praticamente a costo zero, comunque con costi molto limitati. Quindi pensateci, noi vi aspettiamo, ci siamo, contattateci in qualsiasi momento, seguiteci sui social, dove anche l'interazione è molto più veloce, molto più informale, fateci commenti su Instagram e vi rispondiamo, fateci commenti sulla pagina Facebook dell'università e vi rispondiamo, senza bisogno di mandare mail o di fare altre cose. Insomma, c'è sempre qualcuno che vi ascolta, perché appunto UniUd è a misura di studente. Grazie Manuela. Allora, prima di salutarvi, ringraziare appunto Manuela e Giorgio che sono con noi e di lanciare il video, mi raccomando seguitelo, volevo darvi le istruzioni per il resto di questo pomeriggio. Come ho detto, alle ore 15 parte la diretta live su Teams sull'offerta formativa del Dipartimento di Area di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. Alla fine si chiuderà con i 15 minuti a tu per tutor. Lo stesso discorso vale per le ore 16 con l'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, e alla fine alle ore 17 l'offerta formativa e il momento con i tutor del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Vi sollecito sempre ad andare a controllare la nostra piattaforma web che abbiamo predisposto per questo evento, perché in questa piattaforma troverete non solo le dirette, non solo i materiali informativi, ma anche dei video molto belli sulle nostre sedi, sempre nella speranza di potervi accogliere di persona in queste sedi. Potrete porre delle domande oggi pomeriggio ai relatori e ai tutor attraverso delle chat. Per accedere alle dirette o utilizzate il link che vi è stato inviato questa mattina o ieri mattina, o direttamente entrando sul sito, sulla piattaforma www.uniud.it/opendays. Noi ci ritroviamo domani, come nelle puntate. È una novità quest'anno, lo scorso anno noi lavoravamo su 2 giorni dove c'era la ressa di voi ragazzi che arrivavano al Polo Scientifico, qui è una puntata quasi da telegiornale. Ci rivediamo domani con il professor Fedeli, il professor Lazar e con la rappresentanza dei nostri studenti. E saluto quindi Manuela, la ringrazio, saluto Giorgio che è in distanza. Descrivici questo video così dopo lo lasciamo partire, Giorgio. Il video che... Vai. È un video, diciamo, che descrive la mobilità, ma soprattutto riporta anche alcune esperienze degli studenti che hanno svolto mobilità all'estero. Bene, con questo vi salutiamo tutti quanti e ci rivediamo domani. Grazie. Arrivederci. La mobilità internazionale per studio, tirocinio o ricerche per tesi. Ma sapevate che studiando a Udine avete la possibilità di diventare studenti internazionali? Ma davvero? Sì, davvero. Io ho un amico che è appena tornato dall'Australia, io invece sono appena tornato dalla Spagna. Beh, io sono stato in America, per esempio, per 4 mesi. È stata un'esperienza incredibile e divertente. La rifarei anche subito. Era la prima volta che viaggiavo per un così lungo periodo
per motivi di studio. E gli esami? Sì, certo, ho dato anche esami. Come funziona? Facile. Vuoi andare anche tu a studiare all'estero ma non sai come fare? Niente panico. Per prima cosa, devi andare sul sito a cercare i bandi nella sezione Opportunità per studiare all'estero. L'Università di Udine è partner di numerosi atenei dove potrai studiare e condurre ricerche per la tua tesi. Per poter fare domanda, devi verificare di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Se frequenti un qualsiasi corso di laurea, puoi fare domanda per la mobilità extraeuropea, per l'Erasmus Studio e Traineeship. Se sei iscritto a un corso di laurea magistrale o agli ultimi anni di corso della laurea a ciclo unico, puoi partecipare al bando di ricerche per tesi. I bandi per la mobilità extraeuropea e ricerche per tesi vengono pubblicati durante il primo semestre, mentre il bando Erasmus viene pubblicato a gennaio di ogni anno per la mobilità dell'anno accademico successivo. Il bando Erasmus Traineeship viene pubblicato ad ottobre per la mobilità entro l'anno accademico. Gli esami che darai durante il tuo periodo di studi all'estero verranno tutti riconosciuti. Dovrai solo compilare il Learning Agreement prima della tua partenza. In questo modo individuerai gli insegnamenti che seguirai all'estero e i corrispondenti di UniUd. Una volta terminato il periodo di mobilità, l'università ospitante rilascerà il Transcript of Records, che certifica le attività formative che hai sostenuto. Con esso si potrà produrre il documento Recognition Outcomes, grazie al quale l'università ti riconoscerà le attività formative svolte in mobilità. Leggi con molta attenzione le linee guida di Ateneo per la mobilità e guarda il video tutorial per la compilazione del Learning Agreement che trovi sul sito UniUd. Io sono stato in Germania e posso assicurarvi che un'esperienza del genere vi permette di entrare in una realtà che è completamente diversa dalla nostra, a cui noi non siamo abituati, ed è un'esperienza da fare assolutamente. È stata davvero l'esperienza più bella della mia vita. Ho conosciuto gente da tutte le parti del mondo e i miei amici sono diventati la mia famiglia internazionale. Un'esperienza immersiva on campus, condivisa assieme ai studenti provenienti da ogni parte del mondo.